Si potrebbe proprio parlare di primo giorno di scuola per i docenti non vaccinati, da oggi rientrati negli istituti, anche se per loro niente lezioni in aula ma attività di supporto. Ed è proprio qui che si sono scatenate le polemiche alla vigilia per l'incertezza sul ruolo che avrebbero dovuto ricoprire al rientro. Ci sono state molte incertezze interpretative che il Ministero ha sciolto solo ieri sera tardi e questo ovviamente non ha aiutato sicuramente i dirigenti scolastici. Il numero esiguo di docenti rientrati, 200-300 persone su 70.000 operatori scolastici, ha mitigato i problemi di una situazione fino a ieri sera ancora poco chiara. Alla fine gran parte dei dirigenti ha assegnato al personale funzioni che comunque attengono all'attività didattica. La preparazione di attività collegiali, quindi della documentazione che deve essere portata agli organi collegiali, preparazione di unità didattiche, Docenti che potranno essere impiegati anche per la didattica a distanza degli studenti positivi. perché non c'è un coinvolgimento in presenza con lo studente. Parla di una giornata caotica il professor Salvatore Auci, segretario provinciale SNALS Confsal di Treviso. Questa mattina molti insegnanti ci hanno chiamato perché c'è smarrimento. A questo personale sono state chieste cose che non sono contemplate dal nostro contratto. Ad esempio prendere servizio per 36 ore a settimana. Spiega la professoressa Palumbo come nei giorni scorsi il Ministero avesse emesso una circolare poco chiara sul tema delle 36 ore e solo ieri, intorno alle 19:30, è arrivato il chiarimento. Ha ritenuto che questo personale debba rispettare le 36 ore. Il personale docente della scuola media e superiore ha un orario di 18 ore settimanali, mentre per primaria e infanzia rispettivamente di 24 e 25 ore a settimana, spiega Auci. Chiedere a questo personale di fare 36 ore di servizio a settimana va oltre il contratto nazionale. Il sindacato si dice pronto ad avviare azioni legali per tutelare i diritti dei lavoratori. Ci stiamo muovendo per fare delle diffide perché il Ministero in questo caso sta trattando il personale non vaccinato come personale inidoneo alla professione docente. Questo personale non è affatto inidoneo alla professione docente.